Ancora 2 morti lungo la strada Postumia 53, un'estate maledetta per questo tratto di strada che collega la provincia di Vicenza con l'Alta Padovana. Lo schianto all'alba, proprio vicino alla stazione ferroviaria di San Pietro in Gu. Le vittime sono 2 uomini di 28 e 36 anni, stranieri, viaggiavano in un furgoncino che si è scontrato contro un camion. La dinamica è al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto. Secondo una prima ricostruzione sembra che la vettura con a bordo le 2 vittime stesse effettuando una manovra di sorpasso di un mezzo pesante. Nella fase di rientro, nella carreggiata, si è scontrato lateralmente con un altro camion che invece stava sopraggiungendo dalla direzione opposta. L'urto ha fatto sbalzare il piccolo furgone a bordo strada. Per l'autista e il passeggero l'impatto è stato fatale. I corpi sono stati estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco, mentre i medici del 118 hanno constatato il decesso. All'origine dell'impatto forse un colpo di sonno, un malore dell'autista o l'alta velocità. La testimonianza dell'autista del mezzo pesante sarà ascoltata dai carabinieri. Il camionista trevigiano, dipendente di un'azienda di Conegliano, ha detto di aver visto il furgoncino arrivare da Vicenza e di aver cercato di rallentare per consentire di eseguire il sorpasso. 2 mesi fa, lungo la Postumia 53, sempre a San Pietro in Gu, erano morti 5 lavoratori nordafricani di rientro da una giornata sui campi. Una settimana fa, invece, a Bolzano Vicentino, lo schianto fatale che ha provocato la morte di Chelsea Morsoletto, 20enne di Grantorto. Il sindaco di San Pietro in Gu si appella alla prudenza degli automobilisti. La manutenzione stradale è stata fatta, stiamo pensando di trovare delle soluzioni che possano implementare la sicurezza, però non è semplice perché ci vuole il tempo, bisogna fare delle progettazioni e quindi principalmente dipende dalla coscienza di ciascuno di noi quando si mette alla guida, si mette al volante e deve ragionare su quello che fa. Quindi il massimo rispetto delle norme, rispetto della legge, rispetto dei limiti di velocità e di tutta la segnaletica.